Io non ho ancora visto politica, devo dire, perché vedo tutta una serie di enunciazioni che dicono tutto il contrario di tutto, ci sono delle prese di posizione che poi vengono smentite. Voglio prima leggere un documento e poi su quello, non solo sulle chiacchiere voglio dire, ma su carte scritte che si possano esaminare e mettere in relazione tra di loro, partendo dal presupposto che soltanto i numeri raccontano la verità. Numeri, dati che se incrociati danno lo stato reale del nostro sistema paese, e se la lotta all'evasione è importante, ancora di più lo è se si fa in un contesto di crescita economica. Importante è parlare di lavoro e di politiche per la famiglia, trasformando però le parole in provvedimenti. Disinnescato il pericolo dell'aumento dell'IVA, Bonamo però mette in guardia chi canta vittoria. Perché se l'aumento dell'IVA diventa un problema importante e per sopperire alla mancanza dell'aumento dell'IVA andiamo a rincarare il resto delle altre tasse piuttosto che togliere incentivi che hanno a che fare con il progresso e lo sviluppo economico di questo territorio, pensiamoci prima di pensare che l'IVA sia il peggior male possibile, perché magari non vorrei diventasse un'arma di distrazione di masse.